Mestrino, ultimo comune padovano prima di entrare nel territorio di Vicenza, si è risvegliata sotto una pioggia fortissima. In pochi minuti sono andati sott'acqua cortili, scantinati, case, giardini, strade e il parco pubblico Bapi. Paura per alcune auto rimaste bloccate nei sottopassaggi e mobilitazione immediata di 3 squadre della Protezione Civile e altrettante dei Vigili del Fuoco accorsi in forze. Una bomba d'acqua, un vero tsunami che in poco più di 30 minuti ha portato un 80 mm di pioggia caduta sul territorio. Questo ha creato dei problemi ingenti per quanto riguarda il fluire delle acque. Notevoli disagi perché il sistema idrico ha smesso di funzionare nel momento di maggiore intensità della pioggia, impedendo così all'acqua di defluire dalle strade. Sono state oltre 20 le richieste di soccorso alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Padova per i numerosi allagamenti, 10 gli interventi eseguiti in emergenza dalle squadre dei pompieri per svuotare le proprietà dall'acqua, ma non solo. Anche a portare in salvo 2 nostri cittadini che erano rimasti intrappolati nel sottopasso tra Lissaro e Campodoro, dove si è verificato un allagamento di circa 2,5 metri di acqua. I disagi maggiori a Lissaro, con il centro andato anche per 20 cm sott'acqua, bloccati mezzi e residenti. A Mestrino 6-7 le aree più colpite, poi riportate sotto controllo. Impossibile prevedere un evento del genere nonostante la manutenzione fatta. È in corso la quantificazione dei danni per decidere poi se aprire lo stato di crisi. Ci scusiamo con la popolazione, ma contro la natura questo solo possiamo fare. Ci sono fuori per valutare quantificare i danni e anche le misure da adottare a supporto ai cittadini, e poi vediamo se è il caso di aprire uno stato di crisi con la regione o la provincia per supportare al meglio alcune criticità.